Un calciatore della squadra dell'Arcella positivo al Covid, scatta la quarantena per i compagni e altri contatti, una trentina in tutto. Ora si sta cercando di capire come si svolgerà il prossimo turno della Coppa Italia di Eccellenza. La squadra dell'Arcella infatti ha giocato domenica scorsa con il Calvino Ale, che tra 3 giorni dovrebbe tornare in campo con il San Giorgio in Bosco, ma in attesa di conoscere dalla FIGC come comportarsi. Nel frattempo sono state sospese tutte le attività della squadra dell'Arcella, comprese quelle della formazione juniores. Il giocatore positivo infatti si era allenato fino a martedì, quando sono comparsi i primi sintomi. Ora sono stati sottoposti a tamponi i compagni di squadra, lo staff tecnico e 2 calciatori della juniores che erano stati convocati per la partita di domenica contro il Noale. Il caso dell'Arcella non è il primo episodio di Covid in ambito sportivo. Solo qualche giorno fa era risultato positivo un calciatore del Borgorico, squadra che milita nello stesso campionato di L'Arcella. Una settimana fa l'isolamento era scattato per la primavera del calcio Padova, e anche nel basket 3 atleti della Virtus Padova sono risultati positivi.